È una tecnica magnifica questa che ho scoperto l'anno scorso e a me mi ha cambiato la vita molto rapidamente. Così spero che capiterà anche a voi. Il momento è abbastanza urgente. Quando la prima volta che lo presentavo, questo tipo di tecnica di pensiero era attenzione che tra un po' comincerà un periodo fatto in un certo modo. Il periodo nel frattempo è cominciato. Un periodo di cambiamento molto drammatico che si chiama speciazione. Sapete cos'è una speciazione culturale? Cominciamo con i termini difficili. Allora, lo schema è questo qua. C'è una specie, la specie madre si chiama, la specie a cui uno appartiene. È una cosa che avviene alle piante, è una cosa che avviene agli animali. A un certo punto da una specie viene fuori una specie nuova. È un fatto che capita. Capita anche nelle culture. Quando c'è una speciazione, è Darwin questo, quando c'è una speciazione comincia un periodo abbastanza breve, durante il quale alcune persone si staccano dalla specie madre e vanno a cercare qualcosa di nuovo. Specie madre sono tutti i vostri conoscenti, tutti i giornali che leggete, tutte le cose che sentite attraverso i media sono specie madre. Questa è la nostra speciazione culturale. Tutto quello che resta qui ti dice dove vai, dove stai andando. Resta qui, la strada è decisa, fai quello che hai sempre fatto, e invece tu cominci a sentire per conto tuo, e sono sicuro che tantissimi di voi sono di questo tipo, cominci a sentire per conto tuo che il mondo degli altri, della specie madre, è troppo stretto. Per tanti è un problema. È troppo stretto, sono a disagio, sono in difficoltà. Altri si sono già svegliati e hanno detto è troppo stretto, come erano troppo strette le mie scarpe quando a 14 anni passavo dal 35 al 38. Che facevo? Tenevo le scarpe, rimpicciolivo il piede, prendevo degli anestetici per non sentire il dolore al piede o cambiavo le scarpe. Ecco, quelli che vanno qui dicono qua il mondo è troppo stretto, io cambio le scarpe. Non so verso dove andrò, ma so che qui, come mi comportavo fino a 2 o 3 anni fa, non posso più farlo. E se lo faccio le mie energie sono compresse, lavorano contro di me, guadagno meno, sono triste, mi ammalo. Questi non hanno scelta. E cominciano ad allontanarsi. E sono pochi. In questo periodo si può ancora prendere l'autobus. Tra un po' di tempo non si potrà più. È finito, la deviazione è troppo grande. Prendere l'autobus vuol dire mi accorgo che tanti miei, che qualche mio conoscente è partito, io no. Allora torno indietro, mi do torto, parto anch'io, li raggiungo e aspettatemi. Adesso si può ancora. Tra qualche anno non si può più. Non posso più fare un percorso così lungo indietro e questi sono troppo lontani. È diventata un'altra specie. Se mi unisco, sapete che 2 specie non possono riprodursi, no? È diventata un'altra specie. Se io mi parlo con questi, non li capisco, sono diventati stranieri. E questo è il momento in cui stiamo vivendo noi. Sono sicuro che dico cose che sapete già o che avete già intuito. C'è in più una questione drammatica in questo periodo, tanta gente nelle classi dominanti ha capito benissimo, solo che non vuole che tanti altri capiscano. Allora ci sono tutta una serie di situazioni in questo periodo, proprio da quando è cominciata la speciazione, cioè primi anni di questo secolo, 2002-2003, sono situazioni di stress, tipo la crisi, che servono e che sono alimentate apposta e che servono a distrarti, servono a non farti pensare a questa possibilità. Ci sono anche una serie di situazioni, non di stress, ma di ansia di consumo, compra, guarda qua che cosa c'è di nuovo. C'è l'iPhone 5, guarda questa offerta speciale, guarda di qua, guarda di là. Ecco, in modo da distrarti. Perché vogliono distrarti? Perché
Quando questa speciazione, che è grande, che prende tutto l'Occidente, sarà avvenuta, pensate che vantaggio se qua sono in pochi. Se qua sono in pochi ed è una specie evidentemente superiore, e qua sono in tanti ed è una specie evidentemente inferiore. Pensate che vantaggio. Come i nobili del Medioevo, come gli aristocratici romani con la plebe. Per cui più numerosi sono questi, più vantaggio hanno questi. Non incontrerete intorno nei prossimi giorni niente nei giornali, nelle televisioni, eccetera, che vi confermi le cose che sto dicendo io. Tutte queste cose in questo periodo sono proprio escluse. È un'avventura che fate voi, se vi piace l'idea, che fate voi da mago Merlino, da soli, per partire e per andare in questa direzione qua diversa. E noi, andando in questa direzione diversa, scopriamo che noi oggi scopriamo che i periodi tormentati, i periodi in cui sta vedendosi che la specie madre è stanca, sono i periodi più vantaggiosi. Per chi? Per una persona che sappia vedere la realtà, i fatti, non le chiacchiere, i fatti, e che sappia essere così coraggioso da guardare al dopo. Il dopo 50 anni fa non c'era, perché sembrava che il mondo fosse tutto qui. Il dopo 20 anni fa non c'era, adesso c'è. Cosa vuol dire non c'era? 20 anni fa eravamo tutti qui. Vi ricordate quando c'era il PC, quando c'era la democrazia cristiana, c'erano i russi, c'erano gli americani, no? Ecco, sembra un altro mondo. In quel periodo tutto andava abbastanza bene, come un treno sulla ferrovia. Adesso si vede il più in là, si vede il dopo. Noi siamo in questo momento qui. Imparare a vedere il dopo è l'obiettivo nostro di oggi, detto in grande stile, il dopo di tutto e il dopo mio. Cosa c'è più in là di me, più grande di me, nei miei prossimi mesi, nel mio futuro? Che cosa c'è? Questo è proprio lo scopo di quella tecnica che si chiama disobbedienza o creatività. Disobbedienza è facile capire perché. D'ora in avanti io disobbedisco a questo e a tutto quello che questi mi hanno insegnato. Creatività perché? Perché io penso in modo nuovo. Non penso secondo gli schemi vecchi. Penso in un modo totalmente diverso. Non affronto il problema secondo quello che mi hanno insegnato. Lo creo